Giornata mondiale dell'acqua. L'acqua è un bene prezioso, è il bene indispensabile per la vita. Ne parliamo con Giuseppe Romano, presidente dell'ANBI. Allora, presidente, e ne parliamo con un occhio di riguardo verso l'attualità. L'attualità ci dice che è stata una delle stagioni più secche in assoluto degli ultimi anni. E questo cosa significa per l'agricoltura ma anche per i cittadini? Beh, intanto cominciamo a dire che questa diventa una consuetudine e che le ultime annate sono diventate veramente devastanti proprio nelle medie ed è un grandissimo problema. Quindi non stiamo più parlando di un'emergenza ma di una costante. Quindi se diventa una costante bisogna agire nella prevenzione e nel trovare le soluzioni, perché ricordo sempre che acqua significa territorio e acqua significa territorio, ambiente, turismo. Quindi cosa fare? Beh, i consorzi di bonifica del Veneto hanno bancato a livello nazionale 91 milioni di euro sul piano idrico nazionale, altri 30 milioni di euro sul piano invasi nazionale e altri 50 milioni di euro per un totale complessivo quindi di 160 milioni che andranno a stretto giro appena ci arrivano i decreti, speriamo prestissimo, alcuni sono arrivati, altri no, a dare una risposta al territorio, andando a dare risposte in risparmio di prelievi d'acqua, dando comunque la capacità e la possibilità di avere un'agricoltura, quindi un territorio che ha l'acqua, quindi una riduzione dei prelievi d'acqua pur mantenendo gli attuali livelli di produttività e di ambiente in questo territorio. Giornata mondiale dell'acqua, e qual è la situazione per il Veneto anche con un occhio al futuro, visto che poi adesso cominciano le semine importanti nel campo degli orticoli e poi ci sarà la frutta, quindi arriva il momento in cui l'agricoltura ha bisogno del massimo apporto di acqua. Beh, è molto attenzionata, come abbiamo sentito anche oggi, ma come abbiamo sentito nei giorni scorsi negli incontri con le varie autorità di distretto e di bacino, la attenzioniamo. Però ripeto, l'unica possibilità che ci resta non è quella di guardare alto, magari sì, ma passatemi i temi di pregare qualche volta perché non possiamo solo fare la danza della pioggia in certe situazioni, però è quello di non rimanere fermi, è quello di progettare le opere, di fare anche tutte quelle opere, ad esempio anche sull'Adige, che ci consente di bacinizzare più l'acqua, che ci consente così di essere meno dipendenti dalla parte montana e quindi utilizzare tutte quelle forme, da un lato, come dicevo prima, del risparmio, quindi della trasformazione in riva, dall'altro dell'utilizzo di bacini naturali esistenti o di bacini ipotetici. Pensiamo alle pianure, alle cave d'alta pianura, ipotetici bacini d'accumulo per raccogliere l'acqua quando piove molto e di utilizzarla quando piove poco. Ecco, però dobbiamo fare questo grande lavoro di prospettiva e di progettazione. Basta vivere la giornata. Noi è da un pezzo che lavoriamo su questo versante, quello di progettare. Noi siamo prontissimi, tant'è che siamo stati premiati proprio a livello nazionale, portandoci a casa, mi passi il termine, il 30% delle risorse nazionali per i finanziamenti nel risparmio idrico. Grazie a Giuseppe Romano, presidente di ANBI Veneto. Giornata mondiale dell'acqua, un convegno organizzato da ANBI, Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane, qui a Padova, nella splendida cornice dell'Orto Botanico. Incontriamo Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura. Salutiamo, benvenuto ai nostri microfoni, assessore. Alle nostre spalle scorre una cascata d'acqua, l'acqua è importante per l'agricoltura e questo è un momento un po' di sofferenza. Sì, l'acqua è fondamentale per l'agricoltura, senza acqua non si fa nessun tipo di prodotto e quindi noi dobbiamo portare l'acqua ai nostri agricoltori. Ricordo che nel Veneto ci sono più di 75.000 imprese attive e quindi senza acqua non avremo le nostre DOP, non avremo i nostri prodotti di eccellenza. Quindi oggi nella giornata mondiale dell'acqua qui all'Orto Botanico appunto lanciamo tutta una serie di proposte che naturalmente insieme ai nostri consorzi di bonifica porteremo avanti nei prossimi anni. Abbiamo avuto 160 milioni di investimenti che sono arrivati sul nostro territorio e che andranno a implementare le reti irrigue per la nostra agricoltura. Ahimè però siamo un anno ancora difficile, il 19 si presuppone ormai uguale al 17 e quindi ci prepariamo a una primavera-estate molto secca, a meno che le condizioni non cambiano. Abbiamo avuto un inverno con poca nivosità, abbiamo già gli invasi a metà in questo periodo e quindi
stiamo già con l'osservatorio e con i bacini idrografici creando un programma appunto di risparmio idrico che deve essere naturalmente messo a disposizione prima naturalmente per portare l'acqua agli acquedotti e alla popolazione civile, d'altro canto per l'agricoltura dovrà essere centellinata l'acqua quest'anno. Grazie all'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, ci ha raggiunti ai nostri microfoni e lo salutiamo, il professor Maurizio Borin dell'Università di Padova. Allora, qui in veste anche porta i saluti anche del rettore, perché è la giornata mondiale dell'acqua ed è un momento importante. È un momento molto importante. La giornata mondiale dell'acqua è un evento che dovremmo conoscere e divulgare molto di più. L'acqua chiaramente è il patrimonio che ci consente di vivere, è un patrimonio del quale non abbiamo un uso proprio virtuoso e quindi dobbiamo sempre più sensibilizzarci nei confronti dell'acqua. L'Ateneo di Padova è molto sensibile alle tematiche ambientali, supporta queste iniziative, crede molto nella comunicazione, non solo nella produzione di innovazione scientifica, non solo nella formazione dei laureati che saranno i dirigenti del futuro, ma anche nel trasmettere al territorio ciò che stiamo facendo, perché è necessario avere un coinvolgimento con il tessuto sociale. Dal punto di vista della concretezza, l'Ateneo ha lanciato l'anno scorso un grosso progetto di sostenibilità, ha elaborato una carta della sostenibilità proprio per impegnare noi docenti, il personale tecnico amministrativo, tutti gli studenti in azioni concrete. A volte piccole cose, ma facendo tante piccole cose costruiamo un sistema virtuoso. Come dipartimento, io sono anche direttore di un dipartimento che si occupa di agricoltura. Abbiamo vinto l'anno scorso un grosso progetto nazionale finanziato dal Ministero dell'Università, titolo Centro per l'agricoltura, la sostenibilità e gli alimenti, proprio con l'obiettivo di costruire un punto di riferimento nazionale e internazionale per buone pratiche di ricerca, di educazione, di formazione e di divulgazione dei temi della sostenibilità in agricoltura, chiaramente. Grazie al professor Maurizio Borin dell'Università di Padova. Sono con Andrea Crestani, direttore dell'Ambi Veneto. Parliamo di bonifica, parliamo di Terre Evolute, che è un festival che da poco più di qualche mese inizierà a San Donà di Piave. Allora, tante cose da dire. Direttore, intanto iniziamo. Giornata dell'acqua, il ruolo dei consorzi è sempre più centrale alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Certo, la giornata mondiale dell'acqua ci dà un'ulteriore opportunità di discutere su questi problemi. Noi siamo a fianco di chiunque evidenzi queste problematiche, ma soprattutto pone attenzione su quello che è veramente questo cambiamento in atto, che non sono solo, al di là delle ideologie, i cambiamenti mondiali. Noi che viviamo sul territorio, che operiamo costantemente proprio a contatto con l'ambiente, vediamo che questi cambiamenti oramai sono tangibili anche sul nostro territorio. Da una parte compromesso per l'eccessiva urbanizzazione, dall'altra a volte anche per la qualità della risorsa idrica, che molto spesso viene messa in discussione proprio nella qualità, e in questi periodi anche dalla quantità. Vediamo che il cambiamento climatico oramai pone i nostri territori ricchissimi d'acqua in una situazione di emergenza. Discutere e approfondire queste tematiche è importante. I consorzi sono però anche enti operativi. Noi non ci fermiamo a discutere e basta, non facciamo ideologia, siamo importanti strumenti tecnici e operativi, diamo risposta al territorio. Grazie ad Andrea Crestani, direttore generale di Ambi Veneto.